Eccomi qui, rubo qualche istante alla mia diretta radiofonica, quella su Studio 90 Italia con Isola dei Tesori, e intanto il mio abbraccio, il mio saluto va a tutti gli amici di Sicilia Naria e sono molto contento di rispondere alle domande che mi avete inviato. Metto gli occhiali, altrimenti non riesco a leggere bene ciò che mi avete chiesto. Allora, intanto mi chiedete quando nasce la mia passione per lo spettacolo, e credo di poter dire che io sono nato con questa passione perché già da piccolino sui banchi dell'Istituto Salesiano San Francesco di Sales di Catania cominciavo a dilettarmi con le prime imitazioni. È sempre stata un'arte che mi è molto piaciuta, che ancora mi appartiene, ancora spesso e volentieri capita durante gli spettacoli di piazza, i tanti spettacoli di piazza che ho la fortuna di condurre, di ritagliarmi sempre uno spazio dove attraverso le voci racconto storie, prevalentemente storie siciliane, quindi diciamo che questa passione ce l'ho già da quando ero veramente piccolo. Gli studi che ho fatto, ve l'ho detto, sono studi classici, ho studiato al liceo classico Don Bosco di Catania, poi ho anche fatto un'esperienza universitaria con la facoltà di giurisprudenza a Catania, ma non sono riuscito a completare quel percorso di studi. Per la prima volta mi sono esibito probabilmente al Teatro dei Salesiani, era proprio quella l'occasione. D'altra parte l'oratorio dei Salesiani, il teatro e il campo di calcio sono sempre state delle palestre molto, molto importanti per i giovani ragazzi che erano allievi di Don Bosco, e poi esibizioni importanti progressivamente ne sono arrivate tante, perché la mia carriera comincia davvero da giovane. Avevo ancora 16-17 anni quando ho cominciato a fare questo lavoro, a praticare questa passione. Se pensate che oggi ne ho quasi 50, di tempo ne è passato veramente tanto. Decido di intraprendere questo percorso lavorativo quando mi rendo conto che non saprei fare altro, che non potrei fare altro, e quindi progressivamente diciamo che questo lavoro, quest'arte mi assorbe sempre di più, e ormai da quasi 30 anni la faccio, diciamo, professionalmente, l'unica cosa che faccio, spero bene, nella mia vita. I conduttori televisivi ai quali mi ispiro sono diversi, sicuramente per quanto riguarda la mia generazione, per quanto riguarda la mia età, un punto di riferimento molto importante è stato Corrado. Mi è piaciuto sempre il suo stile, la sua ironia, la sua eleganza. Ecco, io credo che un conduttore debba prima di tutto essere elegante, debba essere sobrio. Ho la convinzione che il conduttore vero, il presentatore vero, è quello che aggiunge qualcosa su un palco quando c'è qualcos'altro che manca e la toglie quando invece qualcos'altro è trabordante. Credo che Corrado da questo punto di vista fosse uno dei più bravi, se non in assoluto il più bravo. Attualmente, lavorativamente sono impegnato qui in radio, Studio 90 Italia con Isola dei Tesori, che racconta le meraviglie della nostra terra, e lo faccio ogni giorno dalle 13 alle 14, in replica dalle 20 alle 21, e poi il sabato e la domenica fra le 10 e le 13, ma anche in televisione racconto la nostra terra su Antenna Sicilia e Telecolor con Isola Verde, che è un racconto meraviglioso dei tesori siciliani, quindi un'isola verde che è anche un'isola di tesori. E devo dirvi che questo nuovo aspetto da documentarista, tra virgolette, mi appassiona e mi stimola moltissimo, mi esalta, perché la nostra è una terra che va prima di tutto raccontata e che va conosciuta per essere amata. Il mio sogno nel cassetto è quello di continuare a fare questo lavoro e di continuare a farlo sempre con l'onestà intellettuale che mi ha sempre contraddistinto, e quindi mi piacerebbe molto, mi piace molto continuare a fare questo lavoro con impegno, con serietà. Il 2025 vede qualche sorpresa, ma non posso svelarvi assolutamente troppo. Mi auguro di essere stato veloce, ritmato, esaustivo. Ovviamente l'occasione è grande per augurare buone feste a tutti voi, buon Natale, buon anno nuovo, che l'anno nuovo vi porti tutto quello che desiderate. Quindi il mio caro, carissimo abbraccio a tutti i followers di Sicilia Naria, un grande abbraccio da Ruggero Sardo.